Benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli approfondimenti di A Voi la Linea. Saranno sanzionate le studentesse protagoniste dell'aggressione ad una compagna all'esterno dell'Istituto Stringer di Udine. La ragazza aggredita non è ancora tornata a scuola e oggi è stato convocato il consiglio di classe per stabilire il futuro di colei che l'ha aggredita e della ragazza che ha filmato il tutto. Vediamo. Monica Napoli, preside dello Stringer di Udine, siamo qua per parlare dell'aggressione subita da una ragazzina ad opera di una sua compagna una settimana fa. Innanzitutto le chiederei come sta la ragazzina, se è tornata a scuola. Allora, la ragazzina non è ancora rientrata a scuola, questa mattina ci è stato presentato un ulteriore certificato medico dal quale si evince che ha ancora dolori e quindi non se la sente di riprendere le lezioni. Per quanto riguarda invece la ragazza che ha pestato, ma anche la ragazza che ha filmato i due episodi che sono accaduti, che cosa mi può dire? È in corso un procedimento disciplinare, ovviamente per quanto riguarda i fatti avvenuti all'interno dell'istituto scolastico, quindi è stato convocato d'urgenza un consiglio di classe e il consiglio prenderà i provvedimenti del caso, il consiglio è sovrano, quindi decideranno i docenti, ovviamente io sarò presente. È un episodio deplorevole che mi rattrista particolarmente, anche perché l'istituto ha promosso diverse iniziative appunto per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Una di queste è stato proprio una 3 giorni in collaborazione con il Rotary Club di Palermo, che ha unito idealmente con un ponte ideale i ragazzi da Palermo al Friuli. Quindi mi sono particolarmente dispiaciuta appunto perché noi educhiamo i ragazzi alla convivenza civile. Io ci tengo particolarmente proprio ad un comportamento consono e rispettoso di tutto e di tutti, quindi sono un pochino avvilita, anche se so che i miei docenti hanno intrapreso ulteriori percorsi, sono state proposte proprio nella classe interessata lezioni di educazione alla convivenza civile e quindi so che i miei docenti si attiveranno e faranno di tutto per evitare che episodi di questo tipo avvengano nuovamente. Un suo professore ha fatto in quella classe, proprio subito dopo la notizia dell'aggressione, ha fatto una lezione di educazione civica. Sì, esattamente, il giorno stesso io ho comunicato l'evento, il professore aveva lezione proprio quel giorno e in collaborazione con una collega si sono attivati e hanno proposto una prima lezione di educazione civica. Ovviamente è stata fatta una ramanzina ai ragazzi, non solo dalla sottoscritta, le ragazze sono state convocate immediatamente in presidenza, ma anche dai docenti. Quel giorno, lunedì, le due ragazze, la ragazza che ha materialmente messo le mani addosso alla compagna e la ragazza che ha filmato, sono uscite prima del tempo. Sì, ho personalmente verificato sul registro elettronico e hanno richiesto di uscire anticipatamente. Ormai l'anno scolastico è in chiusura, per il prossimo anno verranno presi provvedimenti anche per quanto riguarda la questione della bomboletta spray, del fuoco in classe, ci saranno controlli più serrati ai ragazzi? Assolutamente sì, verrà messo mano al regolamento anche per quanto riguarda le uscite anticipate, ma sicuramente si chiederà ai collaboratori e ai docenti un controllo serratissimo, anche se purtroppo questi eventi sono avvenuti proprio nel momento del cambio dell'ora, quindi devono essere stati anche veloci. Ci occupiamo adesso di teatro e nel segno della ripresa dopo la pandemia la 9 giorni di Tiere Teatro Festival organizzata da Anatema in programma a Osopo dal 26 agosto al 3 settembre con incursioni nel territorio circostante. L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine. Tiere Teatro Festival, un evento che si terrà a Osopo dal 26 agosto al 3 settembre. Ne parliamo con Luca Ferri di Anatema che organizza questo evento. Innanzitutto, sotto quali auspici si presenta quest'anno l'iniziativa?
Ma diciamo che sotto l'auspicio della ripartenza in ogni senso, perché riaprono i teatri, ripartono le iniziative culturali e questo ci sembrava il momento più opportuno per lanciare un'idea ambiziosa e grande proprio come un festival di 9 giorni, perché 9 giorni di eventi è realmente impegnativo. Effettivamente 9 giorni poi a Osoppo tra l'altro, quindi anche Osoppo al centro della comunità montana, collinare. Sì, il festival si svolgerà non solo ad Osoppo. A Osoppo naturalmente avremo il cuore pulsante del festival sul forte di Osoppo, dove verrà allestito il palco principale, e poi altri palchi sparsi proprio intorno, sul gretto del fiume Tagliamento a Venzone, ad Artegna, a Montenarsa, ad Avasinis. In vari punti strategici ci saranno dei palchi più piccoli che accoglieranno spettacoli naturalmente più piccoli, ma insomma un festival diffuso in tutta la zona intorno al forte di Osoppo. Ecco, da qui proprio il titolo Tiere, quindi legato alla terra, quindi questa appartenenza, questo senso di appartenenza alla terra. Esattamente, Tiere, che appunto significa in lingua friulana terra, ha due obiettivi: quello di farci capire le radici del teatro, le radici della cultura, e anche di legarci all'elemento terra, perché tutto il festival è legato agli elementi naturali, alla terra, all'acqua appunto perché siamo vicini al tagliamento, all'aria perché gli spettacoli si svolgono appunto all'aria aperta con particolari sorprese, e al fuoco perché la 9 giorni si aprirà proprio con una maratona non competitiva, e al termine della maratona verrà fatta la cerimonia nel fuoco, proprio come nelle antiche Dionisiache verrà acceso il braciere per dare il via ai 9 giorni di spettacoli. Qualche curiosità al di là dell'apertura che avviene in modo particolare? Allora, una delle particolarità è che questo festival unisce il mondo della cultura e il mondo dello sport, e questo lo rende unico in tutta Italia addirittura. Ci saranno addirittura dimostrazioni di lotta greco-romana, ci saranno le meditazioni all'alba e al tramonto sul pianoro del forte nell'orto botanico, spettacoli per bambini e per adulti, tante produzioni in anteprima, quindi produzioni fatte apposta per il festival, che non si svolgeranno solo sul palcoscenico ma anche per esempio con il Teatro Greco di Siracusa, che è partner di questo progetto. Faremo delle conferenze, degli spettacoli nei siti archeologici, nelle gallerie sotterranee del forte, insomma un festival che sfrutta gli spazi, non solo lo spazio teatrale. Che vive il territorio a pieno. Esattamente, anche con la collaborazione di tutti quelli che sono i siti e le strutture ricettive, quindi gli alberghi e i ristoranti, che hanno creato dei pacchetti, delle promozioni, dei menù speciali proprio sull'antica Grecia, menù particolari per accogliere il pubblico che verrà a vedere questo. Un'ultima cosa, le difficoltà che avete riscontrato per organizzare per questa complessa manifestazione? Allora, io devo essere positivo. Per ora l'unica difficoltà è la grande fatica e il grande impegno, perché Anatema gestisce il Teatro della Corte, da anni fa spettacoli, rassegne. Questo è una prova in più, questo è veramente un impegno al di sopra di quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi, se devo dire, la difficoltà è solamente lo sforzo in più, perché naturalmente tutte le attività proseguono. Poi insieme al festival presenteremo la nuova stagione del Teatro della Corte, quindi la grande mole di lavoro, ma difficoltà effettive ancora non ne abbiamo trovate, spero di non trovarne nel percorso, perché insomma... Bene, quindi appuntamento a Osoppo e dintorni, possiamo dire così, Osoppo e dintorni, dal 26 agosto al 3 settembre per Tiere Teatro Festival. E adesso ci colleghiamo con Daniele Paroni per alcune anticipazioni sulla puntata di questa sera dello Scrigno, che sarà realizzata a Romance di Sonzo, dove nel prossimo weekend organizzerà una rievocazione longobarda con la proiezione di filmati che hanno ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo. Grazie della linea, voi vi starete alimentando, lo sta facendo anche in questo momento Panna, che è una degli animali che sono protagonisti della rievocazione che si svolge nel prossimo fine settimana. Allora, Matteo Grudina è il presidente dell'Associazione Invicti Lupi, ringrazio anche per la pazienza, è stato qua diverse ore il sindaco di Romance di Sonzo. Che cosa succede nel prossimo fine settimana? E dobbiamo anche dire che noi
questa sera alle 21 andiamo in onda con lo Scrigno per dare alcune anticipazioni. Sì, sabato 11 e domenica 12 giugno ci sarà la 10ª edizione di Romance Langobardorum, l'evento longobardo, l'educazione storica longobarda più grande che c'è al momento in Italia, quindi qua a Romance di Isonzo, in località Laghi Fipsas. Ecco, che cosa succederà in breve? In breve una grande rievocazione storica, 16 gruppi storici che vengono da 7 diverse nazioni europee e da varie regioni d'Italia, quindi anche dal profondo sud italiano, quindi tantissima gente, diverse popolazioni che verranno qui, un simposio di scultura, animali da fattoria, animali da falconeria, giochi sportivi oltre che alle battaglie, quindi prove atletiche, gare di cucina e soprattutto abbiamo anche un clou, anche il multimediale, perché daremo la premiere dei nuovi documentari realizzati da Invicti Lupi in collaborazione con Base 2 Video Factory. Quindi tutto quello che state vedendo in questi giorni, dei premi, di tutto, noi sabato sera ve lo rilanceremo in premiere. Bene, è veramente tutto, grazie ancora alla gente di Romance di Isonzo e alle sue frazioni per la consueta ospitalità. Da Romance di Isonzo e dai laghetti, venite a visitarli in questo fine settimana, è veramente tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele, noi ci separiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Andiamo direttamente dalla nostra Isabella Gregoratto che si trova a Palazzo d'Aronco per i lavori della Giunta Comunale di Udine. A te la linea Isabella. Grazie Monica. Qui a Palazzo d'Aronco si sta ancora svolgendo la conferenza stampa per illustrare le decisioni che sono state assunte questa mattina dalla Giunta Comunale. E con noi il vice sindaco Loris Michelini per parlare di un'opera pubblica, praticamente il campo chiamato il campo federale, un campo di calcio nella zona di Sant'Osvaldo, che è abbandonato da almeno 30 se non 40 anni, fermo lì, lasciato andare in rovina. E tra l'altro mi diceva il vice sindaco che in città c'è una grandissima richiesta appunto di campi di sfogo, della possibilità di usufruire di nuove strutture da parte di chi pratica appunto questa disciplina sportiva. Ci avete messo mano finalmente, sì. Oggi avete approvato il progetto di fattibilità. Sì, lo studio ha predisposto il progetto di fattibilità del primo momento in cui si parla finalmente. Lo stesso studio farà a breve anche quello definitivo e poi quello esecutivo. Nel frattempo abbiamo già ricevuto le prime autorizzazioni da parte delle autorità, di alcune autorità, ad esempio la Federazione Gioco Calcio, che è proprietaria, ha già dato l'ok al progetto e quindi noi lo abbiamo in gestione questo campo per una trentina d'anni, 20 più 10, quindi sicuramente abbiamo interesse a recuperarlo. Cosa consiste l'intervento? Allora, intanto diciamo l'intervento da 1 milione... 1 milione e 100 circa, il quadro economico è 1 milione e 120, però diciamo è diviso, no? in varie fasi. Le caratteristiche? Allora, il campo principale verrà rifatto il sottostante del manto erboso, rifatto completamente, che è la cosa più importante. Teniamo presente che questo campo è abbandonato e quindi vanno rimosse completamente le tribune, che non sono ovviamente, quindi verranno rifatte le tribune però con un materiale diverso, verrà rifatto tutta la recinzione, sì. Verranno fatti nuovi praticamente gli spogliatoi, i servizi igienici per handicappati, per i portatori di handicap e per tutti gli atleti e soprattutto anche per i spettatori che saranno genitori praticamente, per i ragazzi. E poi ci sarà una 60ina anche di posti auto, perlomeno sono previsti. Sì, all'interno ci sono, siccome non si possono ricavare altri posti, perché questo purtroppo ha avuto nel corso dei decenni un aumento di edificazioni limitrofe, quindi abbiamo ricavato all'interno una 60ina di posti e quello che è importante è anche un campo di sfogo che lo metteremo, avremo uno strato praticamente di erba sintetica per far sì che possa essere utilizzato in continuazione. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine Loris Michelini. Se c'è ancora tempo oppure ci
risentiamo in un prossimo collegamento. Continuo? Prossimo collegamento. Abbiamo l'assessore Fabrizio Cigolot che proprio ha appena finito il suo intervento per quanto riguarda la decisione di apporre quante targhe in città? Assessore? Buongiorno, sono 6 targhe, sì. Udine capitale del Friuli, capoluogo di riferimento del Friuli, è giusto che i grandi friulani siano ricordati nella città di Udine, sì. E quindi 6 targhe dedicate a loro nei luoghi dove nacquero, vissero oppure operarono. La prima ricordo a Jacopo Pirona, che fu uno dei promotori della costituzione della biblioteca civica di Udine, quindi sulla facciata esterna di Palazzo Bartolini. Stanno finendo i lavori in fondo a via Mercato Vecchio, piazza Marconi eccetera, qui ci sarà la targa dedicata a lui. Poi ancora una targa a Don Giuseppe Marchetti, insegnò al liceo Percotto, liceo pedagogico linguistico, quindi sulla facciata esterna dell'edificio che ospita appunto il liceo Percotto. Poi un grande autonomista, Gianfranco Daronco. Ecco, Gianfranco Daronco fu consigliere comunale, allora il signor sindaco ha voluto che fosse proprio la loggia del Lionello, sede del consiglio comunale, ad ospitare la targa che verrà posta ovviamente all'esterno tra quel bellissimo affresco di musici eccetera e l'ingresso di Sala Iace della sede. Gli altri sono, magari li ricordiamo, Tiziano Tessitori in piazza Primo Maggio, la professoressa Novella Cantarutti al Malignani, dove insegnò al Malignani, e Aurelio Cantoni, Lelo Ciantone, la casa natale di via Anton Lazzaro Moro. E poi c'è la statua a Precheco Placereani, dove nella piazza 20 settembre che ospitò, che lo vide protagonisti di tanti comizi e quindi di tante battaglie anche per ottenere un'università. Ecco, esattamente, e quindi proprio lì in quella piazza, sul lato che dà verso Palazzo Kechler, lì verrà posta la statua. Bene, ringraziamo anche l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, restituisco la linea allo studio. Isabella, in caso ci ritroviamo più tardi. Ed è stato inaugurato a Pagnacco, nella sede dell'azienda agraria dell'Università di Udine, il primo impianto in Italia per la trasformazione della lana in materiale organico fertilizzante. Vediamo. Trasformare la lana di pecora in fertilizzante organico è oggi possibile grazie ad un macchinario sviluppato dalla start-up Agrivello dell'Università di Udine, un impianto unico in Italia, grazie al quale la lana, altrimenti destinata a materiale di scarto, può diventare un concime sotto forma di pellet ricco di proprietà, utili sia nella floricoltura che in orti familiari e sociali. Un impianto che riesce a convertire lana non lavata, quindi lana tal quale appena tosata, in pellet fertilizzante. Sono praticamente vari step di trasformazione che però permettono al materiale di non degradarsi e non cambiare appunto le sue proprietà, insomma, di fertilizzante, da concime, e quindi si presenta alla fine con qualsiasi tipo di lana noi utilizziamo, qualsiasi tipo di razza, si può tranquillamente creare un concime fertilizzante con un 10% di azoto e una grande proprietà ammendante, proprio perché riesce ad arricchire il terreno, a migliorare, diciamo, lo stato di umidità e la ventilazione dello stesso terreno e di migliorarlo in generale, al di là dell'apporto comunque azotato. Questa attività produttiva da oggi può cominciare perché abbiamo ricevuto l'autorizzazione sanitaria per poterlo fare, ed è da questo punto di vista l'unico impianto in Italia che ha questa autorizzazione. Per noi un orgoglio non solo averlo messo in piedi, ma anche dargli la possibilità di essere utilizzato attivamente attraverso questa start-up che si occupa anche della tosatura della lana. L'utilità del progetto è amplificata dalle caratteristiche del mercato attuale, dove l'utilizzo della lana in ambito industriale si è ridotto drasticamente e la tosatura annuale delle pecore genera di conseguenza materiale difficile da smaltire. La filiera ovina in generale, dal punto di vista della produzione di lana, è negli ultimi anni in crisi, proprio perché da una parte ci sono sempre meno tosatori che quindi tosano le pecore una volta all'anno, almeno una volta all'anno. Dall'altra parte gli allevatori non sanno cosa farci della lana perché fondamentalmente non ha un utilizzo, e per questo è stata dichiarata un rifiuto speciale. La filiera tessile non vuole più la lana, ma nel senso che da una parte c'è il boom delle fibre sintetiche, dall'altra c'è comunque da dire che le pecore che vengono allevate in Italia non hanno un'attitudine propriamente legata alla produzione di lana, sono molto da latte o carne, e quindi le razze che abbiamo in Italia sono razze rustiche che producono una lana
direi grezza, poco filabile. Per il resto la lana è ignifuga, quindi anche conferirla nei vari centri di smaltimento è un problema perché appunto non brucia e quindi abbiamo cercato di creare un prodotto che avesse la capacità di bypassare il lavaggio, ma che permettesse comunque a qualsiasi tipo di allevatore di poter recuperare la propria lana al di là della filatura, della morbidezza e dello stato appunto proprio della fibra, proprio perché con il concime si può recuperare qualsiasi cosa e tritarlo e appunto pellettarlo. Adesso siamo nella fase in cui è necessario trovare le forme più opportune di commercializzazione di questo fertilizzante organico che si presta molto bene ad essere utilizzato in casa, nei nostri vasi, negli orti, apporta azoto e sostanza organica al terreno, quindi è un ammendante e un fertilizzante a lento rilascio, e un concime a lento rilascio, quindi un fertilizzante molto utile anche per l'attività di florovivaismo e poi per tutti gli orti, non solo familiari ma sociali, che sono numerosi nei nostri comuni e nella nostra realtà regionale. Torniamo adesso da Isabella Gregorato a Palazzo d'Aronco per un ultimo breve collegamento. A te la linea, Isabella. Sì, grazie Monica. Parliamo di indice di gradimento. Il Comune di Udine ha effettuato dei questionari e ne parliamo con l'assessore Francesca Laudicina, l'assessore al bilancio. Prendiamo solo uno degli esempi. Che cosa è emerso? Allora, oggi abbiamo approvato la relazione sulla performance e dentro questa relazione delle performance, che serve per capire se gli obiettivi sono stati raggiunti, uno dei punti principali è anche l'analisi della qualità, quindi diciamo dei questionari che sono stati somministrati ai cittadini. Ne abbiamo somministrati nel corso del 2021 oltre 5.000 e esattamente 5.412 e diciamo che i risultati sono stati positivi, riguardano soprattutto l'anagrafe, centri estivi, dopo scuola, biblioteca civica, l'URP. Ecco, diciamo che riguarda centri estivi e dopo scuola, i ragazzi soprattutto, perché i questionari sono stati somministrati genitori e ragazzi, i ragazzi soprattutto sono stati molto magnanimi nei confronti del comune, perché hanno insomma dato dei risultati che, insomma, di gradimento che si attestano al 94% del servizio riguardo al servizio reso. Sì, comunque sono variabili le percentuali, ne abbiamo una che è la più bassa di tutti, che riguarda il 58-59%, che riguarda l'Udin Bike, cioè un servizio che comunque nel corso del 2022 verrà rivisto, che riguarda insomma il bike sharing. Ecco, velocemente passiamo la parola anche all'assessore all'urbanistica Giulia Manzan. Per quanto riguarda gli allevamenti, effettivamente ci sono degli allevamenti zootecnici in città? Sì, nel territorio del Comune di Udine con la proposta di delibera di oggi abbiamo inserito degli adeguamenti normativi per disciplinare i futuri allevamenti aziendali e intensivi e anche eventuali ampliamenti, quindi è una variante di livello normativo alle nostre norme che prevedono da una parte di tutelare naturalmente l'ambiente, il paesaggio anche da situazioni odorifere, quindi la qualità dell'abitare, e dall'altra anche tutelare gli agricoltori, coloro che devono sviluppare e produrre in questo settore. Quindi la modifica riguarda soprattutto le distanze tra questi insediamenti e le zone residenziali con l'introduzione di un parametro, un'unità di misura, l'UBA, unità di bestiame adulto, che viene declinato in base alla distanza, in base al numero di animali UBA appunto che tu hai. Viene quindi determinata la distanza dove tu puoi insediare un allevamento zootecnico. Questa richiesta è partita da diversi anni fa anche dal movimento cittadino, difesa dei cittadini, è una norma che abbiamo anche condiviso con i comuni limitrofi e con le associazioni di categoria proprio per intavolare anche dei ragionamenti di area vasta. Bene, ringraziamo anche l'assessore Giulia Manzan e qui da Palazzo d'Aronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, e per oggi a voi la linea termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.